Ci troviamo in Golena San Massimo a Padova, assieme ad Alessandro Campioni dell'Associazione Amici del Piovego. Buongiorno. Buongiorno, Perché siamo qui esattamente? perché nella nostra proposta questo luogo qui deve diventare la prima stazione del Parco delle Mura delle Acque e quindi il primo luogo e il principale dove si sperimenteranno tutte le attività che poi verranno portate lungo il tragitto delle mura. Parliamo di navigazione fluviale e di una enorme chance per Padova che sinora non è stata sfruttata. Perché? Beh, le ragioni sono molte. Noi siamo convinti che il sistema mura-acque e parti circostanti sia un sistema unico e quindi abbia la necessità di un modello di valorizzazione studiato ad hoc, e credo che questo non sia stato fatto, ma semplicemente gli stiano stati appioppati, diciamo, dei modelli provenienti da altre parti che non andavano bene. Cosa si può fare, o meglio, voi cosa vorreste fare? Appunto partire dalla Golena San Massimo, che è uno dei luoghi più straordinari, con due tipi di progetti diversi che si intersecano insieme. Uno riguarda la navigazione specificamente, quindi la Vogala Veneta, e creare quello che noi chiamiamo uno square didattico, che è un luogo dove adulti e bambini possono imparare le metodologie di costruzione e di manutenzione delle barche tradizionali in legno, quale è quella sulla quale siamo noi adesso. Quali sono i limiti fisici alla navigazione sulle acque del Piovego intorno alle mura? Allora, restando sulle barche tradizionali venete, che sono quelle che ci stanno più a cuore, c'è la possibilità di girare quasi tutto attorno a Padova facendo quello che noi chiamiamo l'anello di navigazione. Abbiamo un solo punto di interruzione che sta in prossimità di Ponte Sant'Agostino, quindi nella zona della Specola, però per tutto il resto è navigabile e ci si può, tra virgolette, entrare anche dentro fino a quello che si chiama Ponte delle Torricelle. I padovani amano e conoscono la città d'acqua? No, direi che la guardano moltissimo, io vedo moltissime foto, ma non hanno, secondo me, il modello giusto per fruirne, e questo è un gran peccato, perché è un luogo loro prima di tutto, ed è un luogo straordinario, e quindi noi ci impegniamo per creare proprio la metodologia giusta perché questi luoghi possano essere di nuovo vissuti. Perché il progetto del Parco delle Mura e delle Acque decolli? Ci vogliono più soldi o più buona volontà? Serve tutte e due. In questo momento sicuramente io credo che sia la fase decisionale quella più importante, serve coraggio, servono scelte, non si può sempre fare contenti tutti, soprattutto in queste cose qui, e però è ovvio che in queste cose qua poi servono tutti gli elementi.